Le locali dell'Elpis Volley, in completa divisa blu, schierano Giorgia Favaron alzatrice, Giulia Zangrando posto, Vanessa Casonato e Anna Marcotti schiacciatrici, Anna Mori e Verena Finco centrali, Francesca Momentè libero. Le veneziane sono allenate da Fabio Fontana e Samuele Mestriner. Le ospiti dell'FC Volley in tenuta azzurra, guidate da Cristian Magro e Gianpietro Bertoncello, schierano Serena Scopel alzatrice, Cinzia Zaninello opposto, Cristiana Parenzan e Chiara Marangoni schiacciatrici, il capitano Mila Rizzo ed Erika Montemezzo centrali, Roberta Curto libero. Convincente partenza dell'Elpis, che sfrutta la battuta incisiva, difende e contrattacca con buona regolarità. Positivo l'apporto di Vanessa Casonato, Giulia Zangrando e Verena Finco. Le locali si portano al comando sull'8-4. L'FC Volley risponde con alcune splendide azioni delle centrali Montemezzo e Rizzo, ma la prima linea dell'Elpis non sbaglia nulla, colpendo a ripetizione con Zangrando, Casonato e Finco, e il vantaggio delle ragazze in blu cresce sul 13-8. La buona prova per precisione e continuità della ricezione veneziana agevola il compito alla palleggiatrice Favaron, assai efficace anche in battuta. Per contro, le azzurre dell'FC giocano col freno a mano tirato, sbagliando troppi palloni sia in ricezione che in attacco. Le ospiti sono costrette a inseguire per l'intera frazione. L'Elpis sembra padrone della situazione, ma sul 22-18 i centimetri del muro padovano, l'esperienza e la classe dell'ottima Mila Rizzo invertono il trend, salvando l'FC che rientra sul 22 pari. La rimonta subita fa perdere lucidità all'Elpis, che commette 2 errori in ricezione e in attacco. L'ace della Parenzan proietta le azzurre sul 24-22, poi la battuta fuori della neoentrata Linda Sgnaolin consegna il primo set alle padovane. Le atlete di Fabio Fontana riprendono l'iniziativa, conquistando subito 3 lunghezze di vantaggio sul 4-1. Le ospiti sono ancora costrette a fare i conti con la ricezione deficitaria, ma l'ottima tecnica di Rizzo, Parenzan e Zaninello, atlete di categoria superiore, rimette in corsa l'FC Volley, che riduce il gap rientrando quindi sul 7 pari. Le grintose ragazze dell'Elpis danno tutto, difendendo con grande caparbietà grazie alla buona prova del libero Francesca Momentè. Verena Finco si conferma protagonista colpendo più volte con la fast. Molto positivo anche il rendimento dalla linea dei 9 metri, grazie alle insidiose battute in jump float di Giorgia Favaron e al servizio in salto della Casonato. Stiamo facendo il cocchetto, cioè non stiamo credendo. Se ci prendiamo un muro ce lo prendiamo, ma non possiamo prenderci 4 tocchetti, 5 tocchetti. Coach Fontana rinforza l'attacco inserendo Anna Pozzobon per la Zangrando. Il capitano entra subito in azione andando a segno anche a muro. L'equilibrio continua fino al 17 pari quando l'Elpis fa il break col servizio vincente della Favaron e col punto a rete della Mori, portandosi avanti sul 20-17. La veemente risposta delle azzurre con Zaninello e Rizzo ribalta la situazione sul 23-22 per le ospiti. La Rizzo manda fuori una fast, ma l'imperioso attacco della Parenzan e il secondo tocco vincente della Scopel danno la frazione all'FC Volley. L'avvio del terzo set ripropone lo stesso copione dei precedenti. L'Elpis si avvantaggia di un paio di punti sfruttando qualche errore delle ospiti, che tuttavia rispondono tempestivamente con la straordinaria, incontenibile Mila Rizzo, a segno con 3 attacchi consecutivi in fast e 1 su primo tempo. Cerchiamo la palla lunga sul numero 12 in posto 1 e ci prepariamo già subito. Anche alta, lunga, non è un problema. Ok, su un muro devi saltare, stai saltando, ma le mani dietro le orecchie, allora in difesa c'è gente che si muove a destra e a sinistra. Salta, metti la destra. Basta. Bene, vai! L'FC Volley migliora le percentuali della ricezione, cresce in difesa colpendo in sequenza con Erika Montemezzo, con un ace di Chiara Marangoni e con 2 contrattacchi vincenti dell'esperta e sempre verde Cristiana Parenzan, avvantaggiandosi sul 14-10. Le ragazze dell'Elpis ci mettono il cuore, si difendono eroicamente compiendo alcuni salvataggi prodigiosi, ma nulla possono contro la soverchiante potenza della Rizzo e la classe della Parenzan.
Pozzobon, Finco e Marcotti sostengono l'attacco delle veneziane, che lottano e resistono fin sul 19-16, ma le ospiti gestiscono bene la fase di cambio palla, colpendo con le azioni in schema d'incrocio di Cinzia Gianinello. L'FC Volley mantiene agevolmente il vantaggio fino al termine, chiudendo quindi partita e incontro sul 25-20. La partita di stasera non è stata granché, loro hanno fatto ottimi recuperi e buonissime difese, hanno fatto un buon gioco, noi ci siamo un pochino adattate per quanto riguarda il loro andamento nel gioco, però è andata bene. Nel complesso quest'anno è andata molto bene, anche se abbiamo avuto un passaggio a vuoto tra gennaio e febbraio quando abbiamo perso 3 partite consecutive, poi purtroppo neppure la finale di Coppa Veneto ci ha aiutato a tirarci su di morale, anche se per fortuna poi col Mestrino, anche se in assenza di Mila, abbiamo fatto una buona partita. Potevamo fare meglio soprattutto negli scontri diretti in cui purtroppo non abbiamo mai avuto la meglio. Adesso però l'obiettivo nostro e anche della società è quello di arrivare ai playoff, soprattutto puntare al secondo posto. Siamo riusciti un po' a recuperare da Coppa Veneto, che è stato comunque un appuntamento importante. Mi rammarico del fatto che comunque non siamo riusciti a giocare Coppa Veneto in maniera ottimale, visto comunque, come ho già detto, la partita non spostata d'ufficio da parte della federazione. Quindi abbiamo fatto una partita sicuramente di Coppa Veneto non al nostro livello. Comunque complimenti al Frate, che l'ha portata a casa in maniera molto, molto pulita e molto bravi, quindi complimenti per il titolo. Noi mentalmente abbiamo recuperato, chiaramente fisicamente ancora facciamo un po' fatica, difatti il fatto di giocare più partite comporta anche mettere in conto degli infortuni come ci sono successi prima dopo Coppa, prima di Coppa e dopo Coppa, e il fatto di avere le atlete ancora con le gambe pesanti, con i muscoli ancora non completamente a posto. Abbiamo dominato il primo e il secondo set fino al 20 più o meno. Abbiamo avuto delle difficoltà dal 20 in poi, comunque abbiamo giocato e abbiamo messo in atto quello che abbiamo fatto durante gli allenamenti, e questo dà molta soddisfazione in una squadra che era in crisi e che si sta recuperando pian piano. Vedo dei miglioramenti e questo mi dà molta soddisfazione. Venivo da un'esperienza di seconda divisione, dopo aver fatto anni nelle giovanili di diverse squadre. Quest'anno mi sono trovata bene, la squadra subito dall'inizio mi ha colpito, soprattutto per il suo fatto di essere proprio squadra. Anche se gioco poco, comunque mi sento partecipe di questa squadra e spero di riuscire a giocare di più, e credo comunque che le potenzialità ce le abbiamo e che ce la possiamo fare e ce la metteremo tutta per farcela. Devo essere soddisfatto della prestazione delle mie ragazze questa sera. Avevo chiesto una prova d'orgoglio, soprattutto nella fase difensiva. Sapevamo che l'avversario che avevamo di fronte era tosto e soprattutto aveva molta esperienza, e questo nei momenti importanti ha pesato molto. Però devo essere veramente, non è facile dirlo dopo un 3-0 subito, ma le mie ragazze veramente hanno dato tanto, e devo dire tutte anche, non solo chi ha giocato di più. Quindi devo essere solamente contento e pensare positivo per il futuro.